Porta forzata e prima serranda forzata a sua volta. Esatto. Sergio Mereu, via Giudice Chiano a Cagliari, ristoratore da poco è arrivato qui. Lei ha subito un furto quando esattamente? La notte del 13. La notte del 13. Sono entrati, cosa hanno rubato? Ho rubato a fondo cassa, qualche bottiglia, un telefonino, poi chissà qualcos'altro che ancora non ce ne siamo accorti. E niente, Fondo cassa di quanto? circa 150 euro. Poi bottiglie quante, che cosa? Bottiglie, penso una decina di bottiglie di spumanti brutti. Sono riusciti a forzare prima la serranda e poi la porta. Esatto. E anche poi un telefonino. Ho portato via anche un telefonino. Telecamere. No, Lei ha denunciato i carabinieri. esatto. E tra l'altro lei è qui alla Fonsarda da quanto tempo? Un anno circa. Il primo furto che subisce? Sì. Lei poi ha sentito anche altri suoi colleghi? Sì, abbiamo sentito che hanno provato ad aprire altre attività, ma non ci sono riusciti. Qui però ci sono riusciti e Sono siamo... riusciti perché è una porta di legno, quindi evidentemente è stato più semplice scassinare. A che ore saranno intervenuti? Nella notte? Sono intervenuti i carabinieri intorno alle 2:15, quindi intorno alle 2. Quindi intorno a dove? È suonato un allarme? No, No. no. Ovviamente lei a breve metterà le telecamere dopo questa Esatto. esperienza. No, i carabinieri hanno ricevuto una telefonata da un vicino dicendo che c'era gente dentro con la luce accesa e sono intervenuti subito. Ecco, hanno pure acceso le luci i ladri, quindi... Sì, sono entrati e hanno acceso subito le luci. Ha avuto modo di parlare col vicino? Non sappiamo chi sia. No, quindi non si sa Purtroppo. neanche se il ladro fosse uno o più di uno. I carabinieri dicono che forse uno. Evidentemente gli è stato detto da chi ha chiamato. Il fatto è che è avvenuto al centro di Cagliari, siamo nel rione della Fonsarda. Esatto. Lei metterà telecamere quindi a breve? Sì, sicuramente. Non c'è ombra di dubbio.